Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, ultima puntata, anche questa sera con noi un ospite, un'amica, quindi un tesoro, Maura Yan! Buongiorno! Reaction Island, Sean Island, Sean Island, Reaction Island, land. Aspetta, io voglio dire a tutte le persone che ci stanno seguendo che sicuramente si ricorderanno di me per le mie... Reaction Island, Sean Island! Recap delle ultime due puntate che non abbiamo fatto in video, quindi la vai! prima parte della puntata che abbiamo visto l'altro ieri, oddio, ma cos'è questa roba finta? Ma vuoi scusare? Oddio, ma dove è uscita questa scritta? Questo è stato alla fine il recap. E poi il resto della puntata è stata la mia fidanzata sta facendo a kill e ci posso far vedere il video, scherzo, non è vero, e poi sono andati là e non scherzo, lo ti amo, poi un mese dopo ma lo là mi ha fatto lo scherzo, no, quello comunque devo far vedere un altro video, si è fatta a quello. Allora, la domanda è cosa vedremo in questa puntata? Facciamo un pronostico. Filippo che si fa vacanza perché non sa più cosa fare. Ma che carini, io sono felice, sono i miei cugini. Sono felice, capito che dire? Valentina e Antonio un mese dopo saranno ancora... ma perché sono fatti proprio per stare insieme? Come state? Bene. Benissimo. C'è quella passione che non avevamo prima. Sì. Nel senso che stanno... Noi sto programma ha fatto... Questa è la passione che stanno... Infatti in testa mia dicevo... In testa mia è sindicata la bocca. Tu hai capito? Bene, io già ho visto qualche vestito. Ah, Il prossimo Ah, lei già ha visto i vestiti in un mese? ristorante? sì. Sì, ci stiamo già attivando. Stiamo attivando perché Mamma mia. stiamo cominciando già a vedere. Comunque sono arrivati i 3-4 bomb e Temptation. Ancora no. E penso di sì, un mese dopo già hanno pagato. Ma perché li pagano? Perché secondo Ma quanti fanno papà? Io ho letto che gli danno tipo 2-3 mila euro. Ma così? In che senso così? Ti ando attaccato tu vestiti, ah? Posso rinunciare a qualche partitina. Ma chi ti crede? Sui social lo controlla. Però anche lui, Cioè, perché lei era quella che si metteva sopra lo sgabello. Ma io non l'ho capito sta cosa, lo sgabello. Lei si mette sullo sgabello quando lui va in bagno. Perché loro hanno una sorta di finestrone e lei si mette là a sentire lui Cosa è? che cosa Io vede. con lo cosa sgabello, la porta è quella. No, No. no, da fuori la porta. dall'esterno. È tipo C'ha una tipo casa. una no? villetta. È tipo una villetta, capito? Dall'esterno c'è la finestra del bagno Lei si mette sullo per sgabello. sentire a lui. cioè io me ne sono incisa sulla mia pelle il suo Ha nome. fatto il tatuaggio col suo nome. Lei, ma non mi dire. Bellissimo. No, bellissimo. No, bellissima Filippo. cosa, figlia è un uomo. Ma io ho letto scritto Sasà. Guarda, Filippo ha avuto un bonificone, perciò sta sicuro, ragazzi. Preferisci vederlo in curva o in... in tribuna Basilio. In curva. Allora, tuzzate fam! La parola amore cosa significa? Perché non ci credevo più, ti dico. Però che tenerino. Capito? Ho detto, Perché non è andato a Tenerife? Allora, Prima Vale. prossima coppia. Chi sarà? A proposito di Simone e l'altra, io, cioè, alla fine l'ho capito dopo quanto? 10 giorni? Che non era un bacio nel bagno. Come no? No, dicono che Era è uno stato stumpagnamento. Era un fatto apposta. Ma per forza. un succo di di frutta. lei a lui. Non ti rabusciò, c'aveva una mastoplastica additiva, c'aveva. Manco tu l'avevi capito! No, io pensavo che era un bacio. Il suono quello là Ma perché si sente... No, ci ha fatto uno scarabocchio. L'hai visto? L'ho detto! È vero, l'aveva detto, ma ora. Gli rispondi in questo modo e devo rispondere come diceva lei. Vedi, però è vero. Che lo sta manipolando. Lei mi pare che ha 38 anni e lui Lei 31. 37, lui 33. Stavolta però gli ho detto che comunque volevo provare a staccarmi, c'avevo bisogno. Quando vi sono ritornati insieme Palle oggi, comunque, raga. che non è un mese dopo e sono 5-6 mesi dopo, no? Lui secondo me è tornato a Ibiza. Bravo. Ha fatto buono però. Non saprei. Ma vero fai, cioè, lui ha cambiato tutta la sua vita per lei. Ma per l'ha farsi scelto lui. io l'ha scelto lui, lei l'ha costretto, l'ha detto pure lei. Si è lasciato costringere, cioè è lui che l'ha voluto. No, si è lasciato costringere e che a un certo punto devi trovare un compromesso per cercare di far contenta la persona che ami, no? Solo che poi questa persona pretende sempre, sempre, sempre di più, non va mai niente bene. Addirittura al falò, cioè lui ti aveva detto no, basta, non ti voglio, e lei, ti prego, facciamola, ti prego, proviamoci. Questo è il risultato. Non lo so, io... È una vattera. No, ci vedo delle colpe in tutte e due in realtà. Quello Anche... è chiaro, però per me lei era troppo controllante, troppo... Questo è vero.
Ma hai visto Eva? Mi penserai. Guarda, lei comunque, posso dire, Bella. cioè, capito, la porti da tua mamma e dici, mamma, la mia ragazza, dai i suoi complimenti. Sei sola. Andiamo, da là. Oh, quando Pietro guarda con questo sguardo intenso. Tu che fai? Lui, Filippo, ha fatto la faccia così a lei. Era stato fatto ed è Sai cos'è? Se il fatto che è donna è pure sicura di ogni parola che dice prima che esce dalla sua bocca, quindi ti convince. Io mi facessi manipolare. Cioè, questa dice a me, dico, comunque stai sbagliando. E dico, ma come hai ragione. Sto facendo un erroraccio. Dennis. È lunga. Solani e Simone, pronostico? 1-0. Insieme. Palla al centro. Ma avete visto che lui ha... Si chiamano piercing, Mauro. Che tiene? Mauro, pensa se li prendi. Ma che tiene? C'hai i piercing sul capezzolo. Che tu le puoi togliere e puoi fare così, guarda. Ma perché a lei fa schifo? Ma ora c'ho lo stomaco No, debolissimo. raga. Veramente, se Mamma dico mia. cacca ti vedi. No, cacca No, no. cacca Ma no. no, che schifo! Però se immagini prende un bel piercing e lo annusi. È vero! Ma è storto! Ma che ti fa schifo il piercing sul tutti i capezzolo? piercing mi fanno schifo. No, su lui forse. E poi ci sarà pure... Maura, immagina che ci sarà pure qualche pelo vicino. Ma sono sforzi veri, veramente di uno sforzo. Allora, raga, la sensazione di una cosa... Poverina, non lo glielo fare più. Che cosa? Non gliela fai venire lo sforzo. Non Che gliela fai venire. Che non gliela fa venire lo sport. Che prendi il piercing, lo togli, lo tiri e fai... Non lo senti. Se stiamo insieme. Stanno insieme, lo sapevo. Lo sapevo che stanno insieme. Succede però una cosa inaspettata. Hai scoperto di essere incinta? No! Quindi non è più Ma piatta. non ho capito, prima che entrava nel programma ha detto... No, raga... Effettivamente, quando è uscita incinta? Tu esci dal programma che fai stai così. tutta arraggiata perché questo si è fatto fare un ciuccio turbo da un'altra, te lo fai ed esci incinta! Tu fai queste cose. Io sì, sinceramente. E a questo punto lasciami anche dire la madre dei suoi figli. Io odierei mio figlio se fosse suo figlio. La faccia sui Che poi. schifo. Che muscolo. Coprirsi in Appena scoprirsi in cara che glielo tirano e fanno... Sì, Come lo vedi? sicuramente lui, Però, ma ragazzi, io la colpa la do solamente a lei. Perché Caisso non è buono, non è buono. Mai, mai, mai Ah, poi c'è meno figlia. Si scemo, sore. tutto il bene del mondo a fare un figlio con questo tizio. Preferisci pensare di prendere il suo piercing così col capello e fare... Complimenti. Grazie Phil. Bello. Complimenti E cosa? nasce un bambino che è uguale a Filippo, ci pensi? Sara e Valerio, vediamo il caffè com'è andato. Secondo te, pronostico, Sara e Valerio? Caffè o Stanno se? insieme. Sì, pure io penso che Lui Valerio entra stava con la lei. tentatrice. Io dico che stanno Se insieme. lui entra con la tentatrice sono felicissimo. Filippo hai tu fatta ieri. Sai cosa mi dà fastidio di lei? Lei non ha le basette. Non ci ho mai fatto caso. Guardatela, lei non ha le basette, mi dà un Ma fastidio. che da fa che Posso base? dire Con una file e cosa? barba. Tutte le donne hanno delle basettine. Allora, posso dire che per me, posso dire questa cosa, per me le donne non dovrebbero avere le basette sono una cosa da uomo. Ma non la basetta fino al capo. E tu la tieni comunque. cara. Ma tu pare Elvis, bucchina. Oh, quella che c'ho io. Guarda, pure tu, no? Ma queste non sono basette, queste sono... Guarda, hai dei cuffio, se te la metti nell'orecchio potete sbagliare. Però- ortodossi. Sembra che c'è una Ultra-ortodossi. parrucca, guardala. Non ti permettere più di queste cose a me. Mandare tutta la Valerio da solo. Da solo. Ma senza la tentatrice. Io avrei goduto con la tentatrice, però. Vabbè, non è detto, magari la Mo esce Maria che fa Ma fregatene, punta- fa ma- il tronista. Guarda, quando è vera, ma non ci sta acchiappo in mezzo a vita coccola finché non spiena. Io lo vorrei mettere nell'insalata. Talmente dom che lui è venuto qua sta con la tentatrice, ma è venuto qua perché ha detto non posso far vedere che sono troppo om, vale. Scende 50 euro, ti vanno coppa Amazon. Poi faccio re. Io lo metto nell'insalata. Ancora sta insalata. Allora, una volta uscito Quante guance che ha, ho avuto subito un confronto con Sara perché ritenevo giusto che comunque andasse. Chissà quante nocciole ci hanno nascoste nelle sue guance. Praticamente lei ha avuto un esame per l'università in cui io comunque mi sono congratulato. Ma come si tenera? Vero, sentito e diciamo è stato un percorso a step perché io all'inizio sì ero molto Valerio
è uno che non si farebbe mai il piercing sui capezzoli. Sì, ma non gli stanno bene a lui. No. Immagina un pomodoro con un piercing. No, ma secondo me non c'ha manco i capezzoli lui, che è troppo tenero. Non ho mai titubato e quindi rifarei tutto. Questo tatuaggio che c'ha qua sembra che c'ha 2 mani e qua fa lo stesso. Non matcha con lui. Che ti sei fatto le ali là che tu mi devi dare un bacetto sulla guancia? Successo, sei cacata. Tra di noi. Oh, guarda. Che non può, Ari, e che hai fatto? Hai speso subito questi sudacchi, Ari. Piacere mio. Ah, ok. Ma come siete belli. Ma veramente, volete venire a mangiare a casa nostra? Facciamo le pizze. È stata la mia scelta e comunque Posso dire che lei è proprio lei è l'immagine della ragazza che vorrei vedere in televisione, che non è che sta perfezione tutta imbustata, ecco. È come me. È una ragazza. Posso dire che in realtà io vorrei non vederli in televisione, per quanto sono teneri? Beh, che mi fa mostrare? Li vorrei vedere nei Cesaroni, allora. Pentole e le bicchieri, camere sono qui da ieri. Ma questi stanno insieme? No, è... Secondo me diventa Satana. Sicuramente una cosa che mi ha colpito di lui è che è un ragazzo molto Sai come lo sensibile. vorrei vedere a lui? Con un pigiama di Primark. Maronnami di Dragon Ball. No, di Harry Potter. Vale, mi mandare l'indirizzo tuo, ti mando un pigiama di Dragon Ball. Tu lo faresti Io davvero? lo farei davvero. Oh, no, Pita! È proprio lui! Scriverei una canzone d'amore. Ma che carini! Poco fa, lì dove sei seduta tu, c'era seduto Valerio. però stava con un'altra. Se io fossi il presentatore direi così. Però ti dico anche che è venuto con Ari. L'ha detto. Filippo, sei mio cugino, mio fratello, mio padre e mio nonno. E poi sei un Te lo dico. bastardo. Sono contenta per lui. Sono contenta per lui. Per me significa in qualche modo. Lo so Non lo che so, quello di forse bene. il contrario. Oggettivamente, il fatto che lei dica sono contenta per lui dimostra tanto magari affetto che c'è stato. Però io fossi troppo all'interno della febbre. Ma queste lacrime. Non è di basette. Ma va bene, cioè per me, Oh, sembra che c'è una parrucca. per Ma me sei lei. eh? Posso dire che per me lei ha capito come si fa. Le No, basette ma così sono- è terribile. Che stai dicendo? Sembra Non che sono ha peli. un'attaccatura. Ma non fa niente, io saccio che su capille, mica da tenere a basetta, che da No, attacco non filo e sono barba. d'accordo con te perché e non per ti te- farò un bonifico questa volta. Continuare a progettare se in cuor tuo sai che c'è. Giorno e notte, e 24 ore in funzione. Prendo full laser che si diventa così. È doloroso. Voglio quanto farebbe ridere se Filippo si alzasse adesso e s'ammuccasse con la lingua. Tipo video AI. Schifo Grazie. poppi. Ma che stimato falò? Un altro falò. Sì, perché Un l'ha altro chiamato falò. lui. L'ha chiamato lui, lei l'ha chiamato lei ieri, Ma raga. non ce la faccio più con sti falò, veramente. Guardate, sembra. Ma che questi sta in corte d'appello quindi adesso. Ma io veramente. Noi tocchiamo a ridere. Voi vi rendete Non conto puoi che ridere come un pazzo. Sera, Sonia. se ne è messo di lato? Ma perché pare che cammina in mezzo a una Ma che tempesta? cazzo ci fai? Elton John capilla chiesto. Complimenti, sei bellissimo. Ma che Oh, succede? eia. Dai, non ce la fa. Comunque lei con i capelli fatti bene e addio femmina. Federico Fashion Style. E dall'altro la capacità di rivedere le mie decisioni. E per questo Da che fastidio. fine fa? Mi dà fastidio, c'ha l'herpes. l'offerta che tu mi hai proposto L'offerta che tu mi hai proposto. Come ti ho ammesso l'altra volta in maniera istintiva, però credo che Filippo non posso nascondere che la cosa mi faccia piacere. No, Sonia. Sonia, ti prego. Cansa per dirgli di no. Non lo accetto. Sonia. Quindi usciamo insieme. No, però che Voglio- palle, io posso veramente. accettare tutto. Ma no, Sonia. Io posso accettare chiunque, ma Sonia, io avevo una stima di te nei tuoi Ma confronti. sai perché? Perché uno si pensa che una persona di una certa età possa avere... No, ma ora vabbè, tu stai parlando veramente come se fosse la zia nonna, ma.
È solamente Vabbè, che però, io ma c'ha penso. 70 anni. Ma che stai dicendo? Però- Quando mai? Lei c'ha la DeLorean, è solo tornata indietro nel tempo. Ne ha 25. Io mi aspettavo una donna così intelligente che dica addio. Ma perché pensate che lei sia intelligente? Da dove esce questa intelligenza di questa persona? Ma lei ha dimostrato una sensibilità emotiva incredibile. Per me no. Lei ha dimostrato una forte E fragilità. te magno chipster, me lo dice. Buonasera. Buonasera. Brava Maria Concetta. Brava! Sorriso. Nemmeno Brava! io me l'aspettavo da lei, Brava! E hai anche le basette. Però non trovo la sua macchina parcheggiata al solito. Quindi cosa faccio? Mi parcheggio, Mi parcheggio? E si prende il caffè. chiamare lui non risponde. No, non piangere. No, non piangere perché veramente mi comincia a fare tenerezza e ti voglio bene, te lo dico, Ritorno a casa. Mi richiama subito dopo un'ora. Mi chiama subito dopo un'ora. No, no. Si è fatto un giro da solo e io gli ho detto: ma a che ora sei uscito? No, vabbè, un sei buono proprio, Rodrigo. Vediamo tu dov'eri, vediamo se in realtà tu avevi comprato davvero questo calice di vino. Ah, vogliono tenere potenzialità L'estratto conto. per capire dove era stato. No. No, perché io c'ho il conto collegato. E noto Jimmy Pizza, la pizzeria. Lui mi conferma il tradimento, No! perché lui è stato molto ambiguo, perché se non ci fossero state le telecamere non oso immaginare quello che avrebbe fatto là dentro. Però lei lo sapeva. Ma che dai, sarebbe lo fatto sai, così. ma poi quanto potere puoi mai dare a un omuncolo del genere? Però posso dire una cosa, ci sono dei momenti in cui tu talmente che sei legato No. a una persona. No, aspetta, sto dicendo una cosa. Sei legato così tanto a una persona che hai bisogno proprio di farti male per lasciarla andare. Lei ha deciso di troncare definitivamente questa relazione con me. Boh, però, Angelo, pure tu, puoi dire che volevi fare una cannella e basta e chiudiamo sta puntata? Possiamo dire che grande palle questa puntata? Possiamo dire che grande palle questa edizione? Sì, non ha dato il 100% come le altre puntate. L'ultima edizione che mi è rimasta impressa è quella di Alfonso per la storia di Alfonso, non perché sono di parte. Più di tutte quella precedente, che è stata Raul secondo me e ancora Martina. più forte. E speriamo che l'anno prossimo torni un'edizione ancora più forte, perché sennò voglio veramente, vuol dire che Temptation Island è finito. E quindi approfitto su questa scia per dire una cosa. Noi abbiamo fatto questa prima edizione di Reaction Island per stimolarci in qualche modo a fare quello che sarà poi Pop Vibes, quello che sarà il mio canale a settembre, e Reaction Island è stata una scusa per riprendere quello che già facevo io in qualche modo, ma con il linguaggio che vogliamo portare oggi. Quindi la mia più grande speranza è che voi che avete seguito questi contenuti siate contenti, vi siate divertiti, siate stati con noi anche nei momenti in cui abbiamo avuto puntate dove l'audio non si è registrato, ma se l'audio di questa puntata è andato bene è perché vuol dire che già abbiamo insomma messo una pezza su quello che è stato. Io voglio ringraziare tutti gli ospiti che sono stati con noi, voglio ringraziare Maura per la puntata di questa sera, voglio ringraziare Noemi, voglio ringraziare Checca che dietro la camera non si è vista una puntata per fare in modo che ci siano questi piccoli movimenti di camera, perché oggi Reaction Island si fa con 2 camere, domani chi lo sa, magari ci saranno i musicisti, ci sarà un'edizione più strutturata. Intanto io sono strafelice di quello che è stato, nonostante le 12 ore di montaggio dietro ogni video, nonostante la tanta fatica, l'esaurimento, però è stato un'anteprima di quello che sarà questo canale. Quindi io con questo video vi ringrazio tanto per ogni commento, per ogni mi piace, per ogni cosa, per ogni affetto, micro affetto che mi avete dimostrato con qualche interazione, e vi dico ci rivediamo a settembre, ma no come dice Filippo che ci rivediamo a settembre e poi non sappiamo che coppia mettere. Ci rivediamo a settembre perché Pop Vibes sarà sempre nei vostri giorni e voi sarete tutti i giorni con noi. Quindi grazie e mi viene da dire Reaction Island, Reaction Island, Reaction Island, Reaction